Treviso. Da quanto tempo sei qua? In Italia? Sì. 17 anni. Sei sempre stato qua? Siete sempre stati qua a San Fior? No, sinceramente ho 4 anni in San Fior. Prima è stato a Conegliano, a Treviso, tutto mescolato, in totalmente 17 anni sono in Italia. E sei qua con tua moglie, i tuoi figli, quanti siete? Allora, io ho un figlio di 3 anni e 8 mesi, anche mia moglie vive qui, quei 4 anni quasi. 4 anni quasi che siete qua. E c'era questa bambina, come si chiama? Come si chiamava? Lei si chiama Sidratul Ahmed. Lei ha passato la sua vita ieri sera. Quando lei è nata, noi abbiamo già capito che lei ha insufficienza renale. Dopo, lei è nata a Treviso, ospedale di Treviso. Hanno trasferito a Centro Neonatale a Padova, è stato lì 1 mese e mezzo. Dopo trasferito a nefrologia. Cominciato a curare, cominciato dialisi. Un tempo è stato anche la mamma insieme alla nefrologia, reparto, erano tanti mesi. Portato a casa, anche noi abbiamo la macchina, anche tutte le cose, dialisi facevo a casa 14 ore ogni giorno. 14 ore 14 ogni giorno ore, sì. di dialisi. Sì. Quindi insomma era difficile, era dura. Sì, quando era nata erano così, anche a volte facevo anche l'emodialisi quando non funzionava questi, quindi sempre soffriva, non è che è passato un giorno tranquillità lei. Anche quando ho portato a casa non è che ho portato 2 giorni dopo, ho portato quasi 6 mesi prima di quando lei è nata, quasi 6 mesi, sì, 5-6 mesi dopo ho tornato a casa. È stato 15 giorni, 20 giorni a casa, ancora 15 giorni in ospedale, così è passata la sua vita. È stata una bimba molto, molto sfortunata. Sì, lo dico, dai, anche fortunata. Fortunata vuol dire Dio è piaciuta a lei, così è portato a lei subito. Quindi non è stata sfortunata, tu dici Dio adesso l'ha colta. Sì, perché tutte le angeli, una fortuna di Dio propriamente, un regalo di Dio. Cosa lo dico?